dobbiamo assemblare le nostre crepe. Allora, ne prepariamo una dolce e una sola però, perché ci teniamo alla dieta e poi non posso sbilanciarmi che ho la nutrizionista in diretta e quindi qui per cui devo fare attenzione. Allora prendiamo una crepe, ci mettiamo la marmellata di ciliegie, questa l'ho fatta io, quindi preferisco questa, poi ognuno a proprio gusto mette la marmellata che vuole. La chiudiamo a ventaglio, così, e facciamo gli splendidi. Ci mettiamo un po' di zucchero a velo sopra. E allora, dai, che anche con gli impiattamenti ormai ci siamo specializzati. Vedete? E Bina, che facciamo? Ce la mangiamo? Che dici? Ti Ciao piace? a tutti, io direi proprio di sì, potrebbe anche essere in abbinamento alla colazione, questo per gli sportivi soprattutto, quelli che ci tengono magari alla massa muscolare, quindi da proteina, da zucchero, insomma, è un connubio di sapori davvero eccellente, quindi io approvo fortemente. Perfetto. E a questo punto, passato il dolce che lo mangeremo a colazione, passiamo all'assemblamento diciamo delle crepe salate, nel senso che ci facciamo un primo oggi. Ehm, Ve l'ho detto, il modo di aggiustarle è a vostro piacimento, possiamo arrotolarle, possiamo mettere a ventaglio, come ci piace di più. Lo facciamo in modo semplicissimo, anche perché già la crepe è abbastanza sostanziosa, c'è farina, ci sono le uova, c'è un po' di olio, per cui credo che la nutrizionista è d'accordo con me. Per Sì, cui sì, condivido. ci limitiamo semplicemente a metterci soltanto del prosciutto all'interno. E allora cosa facciamo? Prendiamo la nostra crepe, ci mettiamo del In- prosciutto. In effetti non c'è nemmeno bisogno di aggiungere del sale, infatti dal punto di vista salino il prosciutto cotto appunto è ricco di sale aggiunto, quindi sodio, anche contiene magari potassio, ferro e fosforo, quindi viene classificato come carne conservata per l'aggiunta appunto di conservanti e additivi alimentari. E allora io ne ho fatto una a mo' di cannuolo e una a ventaglio. Che dite voi? Come Bina, come li vogliamo fare? A ventaglio o a cannuolo? Ah, Possiamo fare io direi, guarda, che in tutte le salse, in tutte le dimensioni, in tutte le forme vanno bene, insomma. Al cannolo potrebbe essere subito un involtino, vado in bocca e arrivederci, quindi poi è per diciamo che l'occhio, poi per dai. essere un pochino più galanti, il ventaglio potrebbe essere molto più fine, anche dell'aspetto, insomma. Vabbè, noi li facciamo a ventaglio, dai, così facciamo una cosa diversa dal solito. Quindi Va bene, concordo. mettiamo alla base un po' di sugo in una teglia e li prepariamo a ventaglio e li mettiamo qua dentro. Anche perché come cottura sostanzialmente diciamo che la cottura è brevissima perché non sono già cotte le crepe. È giusto diciamo, far rapprendere un po' di sugo in queste crepe. Quindi li preparo a ventaglio, mi piacciono di più, anche per dare un movimento diverso alla solita pasta, dai. E come giustamente ricordavi tu, io non ho messo del sale nella crepe proprio perché mettendoci il prosciutto, che in questo caso magari può essere crudo o cotto, a secondo sempre il gusto ovviamente, è chiaro che non ha senso mettere del sale nella crepe, se no poi l'impasto viene salato. E ve lo dico con cognizione di causa perché mi è successo, anche se nelle crepe, nell'impasto ci va pochissimo sale, però poi cotte nel forno con il prosciutto non vi nascondo che erano un pochino salatelle. Quindi Certo. ecco qua. Noi ci manteniamo sempre con le quantità perché sempre per un discorso di spreco, per cui ne ho fatto giusto una ciascuno agli operatori. Me li coccolo bene questi operatori perché mi devono trattare bene, no? È giusto, li prendi per la gola, Li no? prendo per la gola, sì, 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 sì. Ok.
Anche perché il sale poi, se aggiunto in quantità esagerate, potremmo poi avere dei problemi all'ipertensione, insomma, quindi innalza i livelli del colesterolo, potrebbe provocare problemi di sovrappeso oppure anche problemi intestinali per la motilità, dell'intestino, in quanto vanno ad interagire sulle onde peristaltiche e si potrebbero anche avere fenomeni di stipsi per l'abuso di sale. E dunque, noi abbiamo preparato il sugo, ovviamente l'avevo preparato prima, un sugo semplicissimo, soltanto della passata di pomodoro. E io ho aggiunto un po' di besciamella, ma sempre fatta in casa, con un po' di latte, un po' di farina, un po' di noce moscata, giusto per mantenere la morbidezza della crepe. Per cui adesso la andiamo a mettere a passarla in forno, giusto 10 minuti, niente di che. E così ce li mangiamo. 180, 200 gradi, 10 minuti in forno già caldo. Ovviamente, se il forno è statico, si riducono i tempi di cottura. Ma questo piatto si potrebbe anche comporre con la salsiccia, la soppressata, quella nostra tradizionale, Sì, oltre Pina, al prosciutto cotto che stiamo vedendo quest'oggi. sì, ho voluto mettere il prosciutto cotto volutamente per un discorso di nuove generazioni, come sempre, Sì, perché quelli sono sapori più decisi, più addirittura mia mamma li fa pure con la carne trita, fa un sì, sugo con la carne trita un po' più asciutto, in modo che si vede proprio la carne trita, o addirittura ehm, cuociamo soltanto la carne trita in bianco, senza sugo e senza niente, con gli aromi, un po' di pepe nero, un po' di prezzemolo, e poi andiamo a riempire queste crepe e il sugo poi è quello che ci mettiamo sopra. Quindi diciamo sono molto versatili come, diciamo, come prodotto, è molto versatile. anche E, per esempio al posto della besciamella si potrebbe adoperare il caciocavallo nostro o un altro perfetto. tipo di formaggio. Sì, 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 come no. Usare, frullare un po' di caciocavallo e lasciarlo in modo che però poi diciamo che il caciocavallo insieme con la crepe è un po' troppo pastoso, diventa troppo pastoso, Sì, non è come la è un pasta a sapore forno. molto, molto pesante, Non cioè, è come la sfoglia che richiama, quasi quasi la sfoglia richiama il caciocavallo. Invece la crepe un pochettino è un gusto un po' più, già di suo è abbastanza consistente come spessore, e quindi il caciocavallo, poi ovvio, quelle sono le nostre tradizioni, quindi a noi piacerebbe lo stesso. E diciamo che ho certo. voluto un pochettino dare spazio ai giovani, ai ragazzi che preferiscono queste preparazioni così particolari, diciamo questo prosciutto, se no una salsiccia fatta a pezzettini, soppressata fatta a pezzettini, saltata poco poco in padella, come no, ci starebbe proprio benissimo là dentro. Ovviamente si può fare anche come pasta a forno la crepe, magari farla più lunga, invece di arrotolarla o farla a ventaglio, si può tranquillamente fare a strati come si fa la pasta a forno. Anche a monoporzioni, perché facciamo le crepe un po' più piccoline, e poi usiamo i contenitori da forno piccolini, in modo che facciamo 2 o 3 strati e come monoporzioni. Insomma, sono delle chicchette che uno, se poco a poco diciamo, ci ragiona, nel senso che la fantasia poi deve essere sempre presente in cucina, soprattutto in cucina, perché alla fine, parliamoci chiaro, girano sempre gli stessi ingredienti. Volere volare sono sempre quelli gli ingredienti. E poi il modo di assemblare, di presentare e di fare, diciamo, il piatto, anche con i dolci. Io molte volte faccio la frolla perché devo fare la crostata, però con la stessa frolla io posso fare una serie di biscotti, perché già una forma diversa o un modo di presentarlo sopra diverso con un po' di glassa, sembrano tante ricette ma alla fine è solo una. Per cui la stessa cosa vale per i piatti, per i primi, alla fine sono quelli gli ingredienti, poi basta un pochettino metterci un po' di fantasia e li possiamo assemblare come vogliamo. Certo, certo. E il tutto serve poi per imparare nuove ricette.
Infatti, tanti chimici o comunque i nostri scienziati, sbagliando poi le formule, quindi provando diverse composizioni, hanno creato dei piatti o altri prodotti davvero da 10 e lode, insomma. Quindi va bene provare, anche sbagliando si impara, poi alla fine è così. Quindi ci vuole un po' di impegno, un po' di pazienza e fantasia soprattutto. Ma anche nei piatti i grandi chef molte volte fanno degli abbinamenti che a noi sembrano un Sì, po', diciamo, strani, tra virgolette, perché abbinano sì, magari un dolce, un sapore dolce con un sapore più aspro, e allora sembra un pochettino, che ne so, anche nella cucina, per esempio siciliana, che molte preparazioni, anche di primi piatti sono con l'uva passa, e a noi sembra lì per lì un pochettino un abbinamento un po' strano. possibile, però poi effettivamente se tu vai ad equilibrare, ecco questo è il tuo campo, ad equilibrare un pochettino i sapori, ad equilibrare il dolce e il salato, perché no? Possono avere un connubio perfetto anche per una preparazione Certo, sfumata. E dobbiamo certo. provarci, dai, dobbiamo un po', eh, anche noi in queste puntate dobbiamo provare anche noi a fare degli azzardi per vedere che cosa esce fuori, tanto poi alla fine li mangiamo noi, quindi a Certo, nostro rischio e certo, pericolo mal che che dica. vada li mangiamo, giusto. Infatti anche l'accostamento agrodolce o comunque perché poi a livello organolettico il sapore esce fuori, quindi come dici tu giustamente basta semplicemente un po' di fantasia e poi l'equilibrio chimico è quello essenziale in cucina ma anche nella vita. E lo so, e comunque te l'ho detto anche per cercare di avvicinare un pochettino questi ragazzi alla cucina, perché mi sembrano un po' svogliati, ma indubbiamente la cucina è passione. Deve essere è Sì, passione, quindi se non hai un po' di passione non è facile metterti ai fornelli, ma nessuno deve fare lo chef, insomma, anche per le piccole sì. preparazioni, per le piccole cose. Diciamo che è giusto che questi ragazzi, io non dobbiamo, quindi cerchiamo di fare delle ricette semplici proprio per far avvicinare questi ragazzi alla cucina, che spesso e volentieri già non so cucinare. Non so cucinare, ho capito, ma non è che ci vuole un'archiscienza, insomma, voglio dire, Certo, basta, intanto uno deve approcciarsi sempre alle cose, qualsiasi cosa, voglio dire, per sì. cui, perché una cosa fatta da te ha il suo valore, sia di soddisfazione, sia di contenuto, almeno credo. E quindi, va, dobbiamo cercare di far venire qualche ragazza qua, così facciamo qualche preparazione insieme. Ma Magari, l'invito è aperto, che ne ecco, dici, infatti, Graziella? lancio questo appello, se qualche ragazza vuole venire qua, Venite, venite. siamo ben lieti di accoglierla. Vi aspettiamo a E, braccia aperte. e soprattutto per fare le preparazioni nostre, diciamo vecchie, la pasta in casa, tutte queste preparazioni un po' della tradizione, al di là poi dei piatti più, diciamo, più moderni, più... Noi siamo qua, se qualcuno vuole venire siamo pronti ad accoglierli a braccia aperte, così vediamo di fare insieme e far cucinare proprio una di loro per vedere come diciamo, si sa muovere in cucina, anche se non sa fare niente, non c'è problema perché non ci vuole niente a cucinare, ci vuole solo pazienza e passione. Quindi Sì, credo che sei e d'accordo, poi Bina, no? la cucina è un atto d'amore, quindi Eh, è giusto provare per credere, insomma. Nessuno è nato imparato, eh. Vedendo, guardando, uno acquisisce quelle nozioni che poi, insomma, possono servire, nella vita. Poi Bina, se vedono me con questo cerchietto qua, con gli alberi di Natale, magari uno dice questa non parla seriamente, però è giusto per dare un po' di movimento alla situazione, non c'entra Ma niente questo. va bene, noi accogliamo tutto perché nella vita ci vuole un po' di brio ed è giusto che Sempre. sia così, un po' di allegria, un po' di gioia per il Natale. Quindi fai benissimo a mostrarti così perché trasmetti gioia. E beh, deve essere gioia tutto perché la vita è quella che è, quindi
non dobbiamo esimerci dal regalare un sorriso, un po' di allegria che fa sempre bene, insomma. E poi il Certo. sorriso ci aggiusta la giornata, ci rende più felici, ci rende più sereni. È un antidepressivo o no, Bina? Che dici? Come no, certo, è vero, è antidepressivo, poi anche una parola diversa, un po' di umanità in più, un po' di fratellanza, insomma, fa sempre bene. Uno magari diciamo che trascorre la giornata in maniera differente, poi specie con queste crepe ancora di più, prende la vita con dolcezza. E dunque vediamo un po' che ci siamo quasi, eh? Queste crepe sono quasi cotte. Sì, 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 ci siamo, ci siamo. Una, Sì, giusto 2 minuti. E sì. così Io li togliamo. volevo dire una chicca a proposito delle uova che hai adoperato e per carpire se le uova, cari amici, sono fresche o sono vecchie, questo lo faceva mia nonna, basta immergerle in un recipiente di acqua fresca con un po' di sale e se vanno a fondo sono fresche, se invece galleggiano sono vecchiotte, anche se diciamo oggi c'è l'etichettatura, quindi è un codice alfanumerico che si può riscontrare appunto nelle uova, però se noi ritroviamo le uova bio, quindi quelle caserecce, è un po' più difficile vedere se appunto sono fresche oppure no, a meno che il vicino di casa, noi stessi abbiamo le galline, allora lì il discorso cambia, però magari potrebbe far la differenza capire con questo piccolo trucchetto del mestiere che credo sappiamo un po' tutti. Bene, allora vediamo le nostre crepe che sono pronte. Che profumo, che profumo! Non mi stanco mai di dirlo, ma ragazzi, che devo dire? Profumo. Speriamo inventino una televisione che si trasmette anche l'odore. E infatti, sì, sì, infatti. E beh, che dirvi? Prendiamo il nostro piatto, ci mettiamo la nostra crepe. Ah, mo abbiamo fatto veramente come i grandi chef, il piatto grande e la porzione piccola. C'è qualcuno che direbbe l'assaggia, dice cotta li puoi togliere. No, questa è la porzione che ti... eh, per te. Mm. Mamma mia, che delizia! E ho fatto benissimo a non mettere nell'impasto il sale perché il prosciutto dà una bella sapidità alla crepe, quindi va bene così, altrimenti sarebbe stato un po', diciamo, salatina. Oh, eventualmente a quel punto facciamo così, è rimasto un po' di prosciutto, quindi ce lo mangiamo insieme alla crepe, proprio nei punti strategici dove non c'è arrivato il prosciutto. Vedete? Mm. Non si butta via niente. Niente, assolutamente. E noi infatti ci teniamo tanto all'arte del riciclo, perché se Sì, resta qualcosa, ecco, anche questa è la cucina. Se dovesse rimanere qualcosa, e magari nelle quantità, perché io ho preso del prosciutto, ma non so quante crepe facciamo, quindi magari se ne resta un po' di più il giorno dopo, tutto si può riutilizzare proprio per evitare lo certo, spreco e per evitare di buttare via. Domani con questo prosciutto che è certo, rimasto ci facciamo saltato in padella, ci aggiungiamo qualcosa, un po' di sugo, un po' di pomodoro a pezzi e ci possiamo fare benissimo uno spaghetto, possiamo tranquillamente utilizzarlo come vogliamo, non si butta via niente. Alla fine la certo. cucina è assemblaggio, assemblare le cose. Ovviamente non è che assembli, che ti voglio dire, la marmellata e il prosciutto, no. Però mantenendoci sul salato o sul dolce, nel caso dei dolci, non buttiamo via niente. Vi dirò di più, c'è mio cognato che mi sfotte, mio cognato Franco, che mi dice sempre chissà che ha molicato in casa cucina, perché lui sostiene il fatto, siccome io sostengo il fatto di non buttare via niente, allora lui è un po', diciamo, schizzinosetto, ma e allora dice chissà che cosa hai mischiato in questa cucina. Però quello che cucino almeno fino adesso gli piace. Beh, Che dirvi? lo credo bene. Bina,
E anche È giusto. oggi è stato un piacere averti qua. Grazie, anche per me è un piacere Non so se tu esserci. c'hai qualche chicchetta, qualcosa da dirci. Hai fatto qualche volta queste crepe? Le hai fatte? Allora, io queste crepe le ho fatte sia dolci che salate. Poi volevo dire una chicca a proposito del prosciutto cotto, Mhm. che essendo un prodotto comunque dietetico, può essere anche somministrato alle donne in gravidanza, perché magari alle volte, sai, ci potrebbe essere per via degli insaccati il problema della toxoplasmosi. Invece il prosciutto cotto viene appunto adoperato perché non produce effetti indesiderati per quanto concerne questo discorso. Quindi va benissimo. In ogni qual modo, poi sai, per 100 grammi abbiamo solo 215 calorie, quindi può essere adoperato tranquillamente. Io quando è il piatto della domenica, per evitare di fare sempre la stessa lasagna, ogni tanto faccio anche queste crepe che poi insomma si possono adoperare in diversi modi, ma queste che hai fatto tu, cara, oggi sono davvero, davvero ottime. Peccato non poter essere lì per carpire un po' del tuo garbo. Ci Eh, saranno comunque occasioni Ma per poterlo Dina, fare. ci rifaremo, tranquilla che ci rifaremo, anche perché la cucina è amore, è passione e avere questa crepe in bocca e come si scioglie quella morbidezza, è veramente un atto d'amore. Io Sì. l'associo all'amore, la cucina, quindi per me È giusto, giusto, è è ovvio, vero, perché eh? magari facendo queste ricette uno offre la sua passione, il suo amore verso all'altra persona, quindi ben venga in questo senso. L'unica nota negativa che io devo sempre mettere il bastone tra le ruote è che se ci sono soggetti con intolleranza all'istamina, bisogna stare un po' attenti perché appunto sia il prosciutto cotto che il sugo contengono istamina, quindi si potrebbero poi avere reazioni avverse, Lo so, ma sì. si possono tranquillamente sostituire con altri prodotti, eh? Sì, 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 sì. No, infatti questo, anche perché io dico sempre, sostengo sempre che gli uomini vanno presi per la gola, per cui Certo. avere questi sapori un po' avvolgenti, questi sapori morbidi, insomma voglio dire, aiutano un pochettino tutta la situazione. Certo, certo, concordo pienamente, anche perché poi se uno cucina e sa cucinare già si vede l'essere di quella persona, quindi il garbo, la maestria e tutto il resto. Quindi siamo davvero contentissime se accogliamo persone volenterose, se vogliono venire, davvero siete in ottime mani con Graziella. E io non posso che lasciarvi con questo piatto, io lo devo mangiare, a parte che ho fame. E Bina mi Allora, buon appetito, perdonerai, cara. Bina perdonami, ma io devo Tranquillo, mangiare. faccio finta di non vederti, Fai dai. finta di non vedermi, eh, è una cosa meravigliosa. E che dire, fatele, buonissime, gustose, semplici, ma gustose nello stesso tempo. E a questo punto non mi resta che salutarvi, vederci alla prossima puntata e cercare di fare qualcosa che più vi aggrada, qualcosa che è della tradizione, ma qualcosa che può essere anche un pochettino riveduta e corretta o corrotta, come dir si voglia. E quindi buon appetito a tutti e alla prossima. Ciao.